Quali provvedimenti intendete prendere? Ma innanzitutto vi sono delle prescrizioni che ha messo la Regione Liguria che sono vincolanti, tipo la zona che avevamo previsto vicino a Corso Lima per realizzare alloggi anche di edilizia residenziale sociale. Per cui questo non possiamo fare altrimenti, recepiremo in Consiglio Comunale queste prescrizioni regionali e ci adegueremo quindi a quanto prescritto dalla Regione. Sul depuratore è stato confermato la previsione dove noi abbiamo dato la disponibilità, quindi tutto lungo costa con difesa a mare e nuova passeggiata. Ha dato delle prescrizioni circa la previsione del polo scolastico in attesa di vedere l'effettivo progetto definitivo del depuratore, quindi in base, perché vi è una legge molto vecchia che prevede una distanza di 100 metri, cosa che peraltro non è stata negli ultimi depuratori, quello anche in previsione a Sesti Levante o Rapallo, la distanza è inferiore a 100 metri. Si fa riferimento a delle leggi molto vecchie dove i depuratori erano delle vasche all'aperto, ora i depuratori con le nuove tecnologie sono tutti chiusi. Per quanto riguarda l'area di Preni invece l'unica prescrizione che ha dato la Regione riguarda l'ex cantiere Victor, che è un cantiere che peraltro è chiuso da oltre 30 anni, ha detto la Regione di prevedere in caso di demolizione su tutta la costa chiavarese la previsione di un'altra area artigianale. Messa la pietra tombale dunque su Corso Lima, però per quanto riguarda l'area di Colmata c'è ancora margine di trattativa. Sì, la Regione vuole vedere il progetto definitivo, le effettive dimensioni del depuratore prima di esprimerci sul polo scolastico, quindi vi è sicuramente margine di trattativa. Ho avuto anche diversi incontri con alti funzionari della città metropolitana perché anche loro sono interessati a creare per le scuole di competenza della città metropolitana spazi per le nostre scuole che rimangono su Chiavari e per portarne anche altre che hanno sede in altri comuni, anche a Genova. Per cui è ancora tutto aperto questo discorso del polo scolastico, che sarebbe un sogno, in quanto abbiamo un campo della Colmata completamente rifatto, abbiamo i parcheggi gratuiti, avremo entro la fine del mio mandato auspico una piscina del Lido completamente rifatta e la scuola a vela dentro al porto di Chiavari, per cui sarebbe un vero campus sul mare. Poche città potrebbero vantare dei edifici scolastici di questo tipo.